Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che si svolge all'interno del progetto Coro Online. È un progetto che si sviluppa da qualche settimana, si sviluppa in un periodo complicato per la nostra nazione e molto complicato per tutte le persone che fanno attività culturale, in particolare attività corale. È stata iniziata questo percorso che poi si è sviluppato con varie attività e nei giorni scorsi addirittura si è aperto proprio come sito internet che offre un portale in cui si possono incontrare varie realtà corali e varie espressioni di approfondimento, ma anche varie espressioni corali di tutti i generi. È un portale aperto a direttori, coristi appassionati. All'interno di questo, come sempre, da 4 mercoledì, il primo diciamo è stato un venerdì, era il venerdì santo, però poi sempre di mercoledì abbiamo avuto degli incontri chiamati a più voci, con dei temi e con degli esperti. Questa sera il tema era già stato annunciato, è l'altra musica, l'altro contemporaneo, cioè il contemporaneo che non è la musica d'autore dei compositori che scrivono musica originale, ma si tratta comunque di opere spesso molto originali e innovative, però è tutto quel repertorio che nel mondo corale ha un ruolo importantissimo, che però forse il mondo della cultura tout court lo ritiene un po' folcloristico o comunque in secondo piano rispetto all'arte diciamo contemporanea. Ecco, questa sera parliamo quindi di canto popolare, di musica etnica, di ricerca in questo ambito, di vocal pop, di arrangiamenti, di musical, di tutto quel repertorio corale che è un repertorio che si espande e che si espande sempre più nel nostro mondo. Buonasera a tutti, abbiamo ospiti illustri che esprimono la qualità del livello italiano in diverse delle sfaccettature di cui ho parlato. Iniziamo in ordine alfabetico con Federico Bonato, che lavora in Trentino, che dirige cori in Trentino e ci parlerà, proprio anche perché lavora e canta e promuove iniziative in Trentino, dell'esperienza fortissima che in Trentino ha sempre avuto il coro maschile, e però lui è qui anche perché poi dirige e conduce un gruppo vocale che fa altro genere musicale, che è un tipo di repertorio differente. Buonasera Federico. Buonasera a voi, a tutti. Poi abbiamo Alessandro Catte, invece, che ci porterà l'esperienza fortissima della Sardegna, fortissima dico perché è rappresentata anche a livello linguistico e della tradizione, dei costumi, dei repertori e delle modalità anche esecutive, ma è anche espressione lui di una nuova ricerca artistica compositiva che prende spunto dalla grande tradizione sarda, ma si affaccia verso la canzone d'autore, la canzone diciamo che si rifà al canto popolare, ma che si apre a nuove prospettive anche poetiche. Quindi grazie a Alessandro Catte di essere qua. Ciao a tutti, buonasera. Poi Ciro Caravano, invece, diciamo, per chi non lo conosce, basta dire una parola sola, che sono Neri per caso, e quindi chiunque conosca il mondo vocale italiano sa l'influenza che hanno avuto i Neri per caso con la loro storia nello sviluppo anche di tutta una tradizione che era anglosassone, che era, diciamo, extraeuropea, e che invece è stata riportata in Italia e portata in Italia con grande spolvero, ma in questi ultimi anni Ciro si è dedicato moltissimo anche all'azione della promozione della musica corale e di alcuni generi, non soltanto del mondo pop, ma prevalentemente quello, nell'ambito della coralità giovanile. E quindi grazie a Ciro, che ci potrà parlare della sua esperienza e del suo percorso evolutivo e di ampliamento anche proprio degli interessi musicali. Buonasera a tutti. Poi abbiamo Elide Melchioni, che invece è etnomusicologa, è musicista perché è diplomata in fagotto, ma il suo percorso di studi è un percorso di approfondimento della ricerca etnomusicologica, che è una ricerca
straordinaria, importantissima, che prende spunto non soltanto dagli ultimi decenni, ma che parte da quasi 150 anni di storia, di ricerche e forse ancora più, però sicuramente il valore della ricerca delle tradizioni attraverso i canti, delle tradizioni linguistiche, delle tradizioni di danza, delle tradizioni musicali è un valore importantissimo, riscoperto con forza nel Novecento, e il Novecento, anche la musica classica contemporanea, si è dedicata moltissimo allo sviluppo di questi materiali musicali. Quindi Elide fa un percorso diciamo come ricercatrice e poi anche come arrangiatore, come divulgatore di questo repertorio. Buonasera Elide. Buonasera a tutti, ciao, buonasera. E poi un altro musicista che non ha bisogno di presentazioni, perché Mario Lanaro è una delle grandi firme sia a livello di direzione che a livello di docenza che a livello di composizione del panorama musicale italiano. Ci raccontava prima fuori onda che ormai da qualche mese è in pensione, ma rimane una persona attivissima che compone su vari aspetti, compone per bambini, ha sviluppato progetti per bambini, per l'infanzia, ha sviluppato progetti di ambito di canto popolare, ha sviluppato progetti compositivi legati al musical, è un direttore di coro e direttore d'orchestra che ha anche lavorato a livello professionale, e quindi ci darà la sua esperienza, che è partita dal direttore di coro e dal compositore che lavorava proprio sul campo con i cori anche popolari, fino ad arrivare alla sua attenzione costante alla composizione e a come rendere sempre nuovo e interessante il repertorio. Quindi buonasera anche a Mario. Ciao a tutti. Ecco, inizio facendo una domanda che inizia da Mario Lanaro e fa il giro al contrario, arrivando a Federico Bonato, e la domanda è questa. Esiste un altro repertorio? Nel senso, io ho da qualche anno acquistato, perché non li ho potuti vedere quando ero ragazzo, ma ho acquistato i DVD di un programma che Luciano Berio portò in Rai per alcuni anni, che parlava di musica, e diceva c'è musica e musica, però poi alla fine spiegava che la musica è una sola. Ecco, la prima domanda che vi faccio è: in questi vari generi musicali che ognuno di voi tratta in maniera differente, vi sentite musicisti veri, oppure vi sentite a volte bullizzati dal musicista, tra virgolette, classico, perché fate un repertorio di serie B? Quindi parto da Mario, che è uno che fa l'uno e l'altro. Se ti senti un po' come quando studiavo con Morricone, che si sentiva un po' meno rappresentato artisticamente quando scriveva la musica da film, che sono la cosa che l'ha reso più famoso, e sentiva che i compositori altri lo ritenevano veramente un compositore solo se scriveva la musica contemporanea. Guarda, voglio collegarmi alla tua introduzione. Effettivamente esiste questo, sì, che si pensa alla musica di derivazione popolare come a una musica di serie B. Allora, non voglio raccontare la storia della mia vita, ma il mio primo amore grande è l'organo, il mio primo diploma è l'organo. Ma in casa avevo una bella situazione, perché il mio papà era organista, era una di quelle figure dei dilettanti amatori, ma il dilettante non in senso dispregiativo, cioè lui non guadagnava con la musica, però viveva molto volentieri la sua esperienza come organista, e quindi io da bambino sentivo Perosi, il gregoriano. In casa era uno spartitista, quindi sentivo che Gelida Manina, conservo ancora molti spartiti di Puccini, Verdi, Donizetti, e quindi mi sono innamorato della musica da chiesa, ma poi anche dell'opera, e si difendeva bene anche con la fisarmonica. E quindi io ho avuto questa fortuna ad avere questa grande varietà di proposte e di vedere come mio padre le affrontava con la stessa serietà. Cioè, quando doveva prepararsi un brano all'organo o la nuova messa di Vittadini o di Perosi, però sentivo che poi anche passava i suoi momenti al pianoforte a prepararsi i Gelida Manina con la stessa serietà.
In effetti, allora, io sono cresciuto proprio con questa tranquillità di accettare sia quello che viene definito il canto popolare, che secondo me è bisognerebbe subito fare chiarezza, cioè non può esistere un coro di canto popolare, perché nel momento in cui un gruppo di persone si trova per perfezionare una frase, un'intonazione, diventa un coro che usa le stesse prerogative, caratteristiche, gli stessi traguardi di un coro che impara un mottetto di Palestrina o un madrigale di Marenzio. Anzi, io credo che cantare bene è una elaborazione dal popolare. Oggi anche un arrangiamento come quello che fa Federico, o che i Neri per caso ti hanno aperto la strada al suo tempo, richiede lo stesso tempo, la stessa bravura e tutte quelle qualità, come detto, per fare della musica, come dire, accademica. È forse il modo con cui noi si presenta il prodotto, e questo ha creato la confusione, perché un gruppo vocal pop o il famoso coro che un tempo si chiamava Di Montagna non si presenta certo come il coro che canta un brano di Monteverdi o di Mendelssohn, ma durante le prove lo stesso impegno, la stessa passione e le stesse difficoltà. Quindi secondo me non esiste un canto di serie A o di serie B, appunto perché le caratteristiche di costruzione, nel momento in cui io mi metto al pianoforte e prendo un tema e lo inserisco dentro a un'architettura polifonica, devo poi rispettare tutte quelle regole che rispetto quando insegno un corale di Bach o un brano di Mendelssohn. Certo. E per Eride, come ti trovi nei confronti della musica dei musicisti che fanno musica classica, quando gli racconti che da fagottista sei diventata uno che va magari a fare ricerca di canti sconosciuti in lingue ormai perse a volte? Beh, a dir la verità, per fortuna i tempi sono anche molto cambiati, nel senso che anche lo sdoganamento, per dire, del jazz come musica che prima era considerata una sorta di cascame o comunque musica di seconda categoria, invece adesso al conservatorio ha la stessa dignità degli altri strumenti e degli altri tipi di studi. La musica di tradizione orale, l'etnomusicologia e gli studi connessi, per fortuna da molti anni hanno già, chiaramente in ambito specializzato, hanno già la stessa assoluta importanza, anche perché, come dicevi giustamente tu prima, ormai è da decenni che la musica colta guarda con grande interesse, prende spunto da quello che è presumibilmente l'aspetto più interessante della musica, dei repertori storicizzati ormai di tradizione orale, il fatto timbrico. Tu prima citavi Berio, no? Il folk song per esempio, e certamente lì si osserva una modalità di composizione colta di un compositore a tutti gli effetti colto, che guarda un materiale, che scrive un materiale dove però l'aspetto del suono è trattato in maniera diversa, perché Katy Verbeyer certamente è da sola, è chiaro, come diceva il maestro Lanaro, quando si parla di musica corale le regole cambiano e bisogna, e questa è la grande, secondo me, sfida e la grande, forse la grande anche, sì, sfida, proprio la grande sfida che possiamo, chi è interessato, cercare all'interno del mondo del coro, perché se uno canta, se Katy Berberian canta da sola, evidentemente può fare quello che vuole, sotto c'è un gruppo di strumenti che si muovono in una modalità, come dire, convenzionale di musica colta, e lei può fare quello che vuole, ma in un contesto di gruppo è già diverso. Le regole che valgono, che valevano nel mondo, nei repertori straordinari, quelli che sono giunti a noi. Ricordiamoci che noi in Italia abbiamo avuto la più grande campagna di indagine, di registrazione è stata fatta da un americano, Alan Lomax, negli anni 50. 3.000 registrazioni senza le quali noi sapremo poco e niente, perché poi tutti i processi dell'emigrazione e il mondo che è cambiato, per tanti aspetti, hanno cambiato davvero le carte in tavola. Quegli ascolti ci danno una sonorità, un tipo di timbro che adesso in alcune regioni, in certi contesti ancora si ritrovano, ma è difficile, se no non certamente con quella, come dire, diffusione. E quindi, secondo me, una grande sfida per i musicisti è quella di pensare ad un approccio al mondo corale, anche corale, con però modalità espressive
espressive soprattutto, a parte quelle anche di scrittura volendo, ma soprattutto espressive, che possono in qualche maniera riportare quei suoni, quei timbri. Certo è che bisogna forse sacrificare, tra virgolette, qualcosa. Ad esempio, l'intonazione è chiaro che è un parametro che se eseguiamo la musica temperata, l'intonazione è fondamentale. Se noi ascoltiamo i cantori tradizionali, sia quando cantavano da soli, ma anche quando cantavano in polivocalità, abbiamo delle volte delle percezioni quasi di disagio, o comunque i battimenti così forti che si provocano creano un interesse timbrico sonoro che potrebbe essere un elemento di grande interesse in scritture contemporanee. È una sorta di sfida che questa può essere lanciata ai compositori, e quindi io mi trovo molto bene tra due mondi. È una modalità che, quando ho scoperto la musica altra, appunto come dicevi te, l'altra musica, tra l'altro è il titolo di uno dei libri capisaldo dell'etnomusicologia, Roberto Lei, di un libro del 90, dove appunto diceva come abbiamo incontrato e creduto di conoscere le altre musiche. È interessante il creduto di conoscere, perché la prima forma di tentativo di comprensione era col filtro della musica colta, e naturalmente il filtro deve essere, lo sguardo deve essere un altro, se no leggiamo cose diverse con lo stesso modo. Ecco, lascio la parola così. Sì. E Ciro invece, penso che voi, il vostro gruppo è partito comunque da uno studio colto della musica, e poi vi siete indirizzati verso un altro panorama. Com'è stato questo passaggio, e anche per te se è sembrato a qualcuno di voi, o se qualche volta qualcuno vi ha dato idea che pensasse che eravate comunque musicisti di un ghetto diverso? Di un ghetto diverso. No, diciamo che con i Neri per caso siamo partiti da subito con un'impostazione pop, e quindi cercavamo proprio di evitare di metterci su qualsiasi tipo di piedistallo o diciamo voler dare, semplicemente ci siamo divertiti nel fare quello che stavamo facendo, seguendo il nostro gusto. Tornando alla domanda, non dovrebbe esistere un repertorio A, un repertorio B o un repertorio alto, perché come giustamente diceva il maestro Lanaro, è proprio così, ci si deve mettere lo stesso impegno per fare qualsiasi tipo di musica. Del resto è abbastanza scontato, però la musica non nasce classica, cioè la musica nasce come espressione, anzi in genere il vero fermento è dove c'è quella che si chiama improvvisazione, ma che ha accompagnato nella storia tutti i più grandi fenomeni, cioè nel senso la composizione e l'esecuzione allo stesso momento è sempre stato indice di grande fermento, un po' come la musica jazz ha condizionato la composizione di Gershwin, di Stravinsky o di altri. Così la musica attuale condiziona, anche Bach era condizionato dalle ciaccone della passacaglia dell'epoca, cioè erano l'equivalente degli standard. Quindi fare a meno di questo mondo solo perché è altro è più che altro una cosa che penalizza chi se ne crea il problema, fondamentalmente. Per cui in questo, cioè io prendo atto del fatto che esiste questo atteggiamento, perché purtroppo nell'ambiente accademico, questo avendolo vissuto, avendo studiato da strumentista e gli studi di composizione, ho visto che prima ancora di insegnare i veri contenuti musicali si insegna l'atteggiamento, e questo è un grosso limite, e io credo che valga la pena di rompere queste barriere. Per fortuna ci sono tantissime persone illuminate che sono spinte dalla giusta curiosità, quanto basta per abbattere questa barriera, insomma. Certo, è una bellissima immagine quella che hai detto, che la musica non nasce classica, e l'altro aspetto con cui mi collego alla domanda e ripropongo la domanda ad Alessandro è quello che dicevi sul fatto che cosa si studiava in conservatorio. Ormai sono anni che anche in conservatorio sono stati sdoganati alcuni repertori che venivano considerati di serie B, come il jazz, come la musica pop, ma anche come la musica antica, perché anche la musica antica non c'era. Era vista, sì,
quando mi è capitato di andare in altri paesi europei, soprattutto nell'est, ma questo succede anche ad esempio in Cina, ci sono anche sezioni importantissime di conservatori che dedicano dello spazio di ricerca e di sviluppo per lo studio degli strumenti e del tipo di canto della musica popolare. Forse, Alessandro, sarebbe importante che magari prima o poi in uno dei vostri due conservatori, a Cagliari o a Sassari, oppure in entrambi, potessero nascere dei percorsi anche per mantenere questa tradizione così forte. Non so se c'è qualche cosa di simile. Sì, hanno già iniziato a fare questi percorsi, però ti devo dire che in ambito popolare da noi è molto forte, cioè lo studio degli strumenti tradizionali, cioè c'è già veramente c'è veramente tanta scuola privata su queste cose, no? È molto forte la tradizione da noi, la tradizione popolare, anche proprio di musica popolare. Forse siamo una delle poche regioni dove ha per esempio la polivocalità i cori popolari che prevedono la polivocalità, proprio la trasmissione orale ancora. E volevo ritornare a quello che hai detto, alla domanda originale, insomma, che hai fatto tu, Lorenzo. Non voglio dire la solita frase che si dice in questi casi, che non esiste musica di serie A e musica di serie B, ma esiste musica fatta bene e musica fatta male, no? Insomma, poi alla fine il discorso è sempre questo qua. E io sono entrato dentro il mondo della coralità di ispirazione popolare, perché è di quello che mi occupo. Inizialmente ho iniziato a dirigere a 21 anni, ero molto giovane, devo dire con molta fatica, proprio per tutti questi discorsi che oggi sono diciamo che sono in una fase di uscita, no? Come si suol dire, ma nel 1990, quando ho iniziato, veramente fare musica di ispirazione popolare era un fare musica in un gradino nettamente più basso. Però ti devo dire che questo percorso che ho fatto io, cioè quello della creazione di un altro repertorio, di far parte di una serie di musicisti che si occupano di altro, mi ha dato tantissime opportunità. Io, nella mia situazione personale, per esempio, dirigo 2 cori che eseguono quasi esclusivamente le mie composizioni, per cui sono costretto costantemente a scrivere musica, a produrre musica. I cori che dirigo mi hanno dato l'opportunità di fare dei progetti molto importanti, quindi vuol dire che mi hanno messo a disposizione anche dei finanziamenti, no? Perché poi alla fine per fare determinate cose ci vogliono anche dei finanziamenti. Personalmente ti posso dire che mi sono cucito sopra, forse la parola di compositore, forse, quando ho fatto un progetto per un'orchestra sinfonica, quindi quando ho trasportato i brani che facevo col coro arrangiati per l'orchestra sinfonica. Solo lì mi sono sentito veramente, forse perché anche all'interno della mia testa ci sono proprio tutte queste convinzioni che probabilmente non sono corrette, anche perché il numero delle persone che segue la coralità di ispirazione popolare è veramente alto, cioè è difficile dichiarare la musica di serie B quando le persone che usufruiscono di questa musica sono migliaia e migliaia di persone, oltre che migliaia sono i coristi che poi si cimentano nel canto in questo repertorio corale. Ho capito. Hai parlato dello studio anche della composizione e della ricerca importante che si fa nel repertorio, e passo la domanda ora invece a chi proviene dal Trentino e in Trentino opera, che è Federico Bonato, e che vive in un'altra delle regioni, diciamo, fortunate per quello che è la tradizione del canto popolare, anche se a volte può essere una tradizione che, come tutte le tradizioni, rischia di rimanere un po' statica, però è in movimento anche il canto popolare trentino. E volevo chiederti, tu hai 2 esperienze diverse, forse in Trentino non vi sentite sicuramente coristi di serie B a cantare i cori maschili, anzi forse chi canta in un coro maschile popolare è un corista di serie A in Trentino. Sì, noi abbiamo questa grande fortuna di avere 200 cori in Trentino, quindi di coralità qualcosa portiamo. Però volevo richiamarmi un attimo alla tua introduzione, no? Io sono uno di quelli che nasce improvvisato, come dicevi tu, però nel tempo poi ho capito una cosa,
perché da bambino nasco anch'io con padre organista, direttore, cantore, e quindi nel sangue è sempre bollita la passione per questo tipo di attività corale. E poi va bene, a un certo punto arrivi a un punto che dici questi sono i miei limiti e non ce la faccio più. Io per esempio sono arrivato a un punto che stavo smettendo. Poi vabbè, ho incontrato quel signore che c'è sotto di te, che mi ha aperto un mondo grandissimo, che ringrazierò sempre, Mario, e mi ha fatto conoscere la direzione, mi ha fatto conoscere il canto, mi ha fatto conoscere determinate tipologie, mi ha fatto capire che era importante studiare, ricercare e applicare. Quindi sì, la passione è una grossa benzina che accomuna un po' tutti noi trentini che cantiamo nei cori. Alla fine siamo 400.000 abitanti in Trentino con 200 cori, quindi fate un po' i conti, man mano cantano tutti in un coro in Trentino. E sul discorso invece di se mi sento di serie A o di serie B, io non avendo fatto studi di conservatorio, ma avendo sempre cercato di approfondire per cultura personale, curiosità, sono uno molto curioso, ascolto, guardo, critico, però mi sono sempre portato dietro una frase che è il famoso non ti curare di loro ma guarda e passa, e quindi un po' la filosofia è quella, se quantomeno ti applichi in un certo modo e cerchi di fare le cose fatte bene. E poi ho sempre vissuto in questo mondo che è l'amatorialità. Per me questo mondo degli amatori, nonostante mi sia capitato qualche sporadica occasione di collaborare anche con professionisti, però il mondo amatoriale secondo me ha questa marcia in più, che è la grande voglia, la grande passione di dedicarsi a questo hobby, perché poi alla fine a livello amatoriale è un hobby, e la grande carica che dà a me direttore questa cosa è vedere 40 persone che 1 o 2 volte in settimana si presentano tutte le sere a prove più o meno in orario e pendono dalle tue labbra e si fidano ciecamente di te. Questa è anche una cosa che ti dà soddisfazione. Per quanto poi riguarda invece la mia vita parallela, da ormai più di 20 anni porto avanti queste due tipologie di canto che alla fine all'inizio mi facevano paura, perché io ero il classico cantore, nasco cantore del coro popolare maschile trentino, di derivazione popolare se vogliamo essere proprio un po' più precisi, e degli amici mi proposero di mettere su questo quintetto, originariamente un quintetto dove abbiamo cominciato ad affrontare altri tipi di musica, quindi parlo di spirituals, parlo di bluegrass, e alla fine aggiungendo altri 2 o 3 componenti siamo arrivati alla formazione attuale, con la quale abbiamo ufficialmente deciso una decina d'anni fa di intraprendere proprio la strada del vocal pop. Col passare del tempo ti dico che ribadisco il concetto di amatorialità che nell'ambiente alter ego è diventato poi amicizia, che essendo un ambiente un po' più ristretto comunque favorisce questi legami un po' più forti, e alla fine, se posso tirare una riga e fare una somma, i due mondi non sono poi tanto diversi, perché comunque per presentarsi ad un pubblico e fornire, come diceva Alessandro, buona musica, quindi cantare bene, ci vuole comunque alle spalle uno studio, un'applicazione, una voglia di fare, e poi, come dico sempre io ai miei coristi, io posso insegnarvi ad emettere dei suoni, ad emettere in un certo modo, a usare 2, 3, 4, 5 tipi di suono che io chiamo molto amichevolmente divise, e quindi poi a seconda di ogni repertorio che si affronta si indossa la divisa che il direttore ti ha messo a disposizione. Con questo intervento apri 2 strade. La prima è quella legata al rapporto amatoriale e professionale, che però forse non è proprio la principale di questa serata, ma che potrebbe essere comunque un argomento interessante, soprattutto rispetto a chi propone, a chi sta davanti al coro, o chi fa l'arrangiamento o l'elaborazione o la ricerca. Quindi magari se qualcuno vuole intervenire su questo è interessante. L'altro aspetto di cui parli è l'aspetto della vocalità, perché sicuramente molti si vogliono confrontare. Tu dici: mi metto una divisa diversa e cambio suono. Ecco,
due temi importanti, io ne lancio anche un altro che invece è quello della composizione. Tu, Federico, in questo momento sei circondato da persone che compongono, E cioè questo mi fa quasi molta tutti. paura, sinceramente. Nel senso che Elide fa un percorso con il suo coro e con i suoi cori di elaborazione, comunque a volte estemporanea, ma altre volte parte comunque da un percorso compositivo studiato, quindi importante, quindi con una formazione che parte anche da alcune linee guida di un certo tipo. Poi Ciro ha fatto dei studi di composizione e compone diciamo in un certo stile e sa lavorare perfettamente in quello stile. Alessandro lavora riscrivendo, ricostruendo una nuova probabilmente polifonia e vocalità per il repertorio sardo, e Mario è in grado di scrivere in più stili. Ecco, mi chiedo questo, tu come esecutore, quando devi prendere un brano di canto popolare misto oppure un brano per il tuo alter ego, preferisci avere un repertorio fatto o, dato che si trattano spesso di arrangiamenti, chiedere un lavoro a quattro mani tra coro, direttore e il compositore? Allora, nella fattispecie, per quanto riguarda il coro, cerco di utilizzare il repertorio esistente, anche perché c'è da pescare molto e molto vario. E con il mio coro, precisamente eseguo pezzi trentini, ma giro molto l'Italia, eseguo pezzi veneti, pezzi sardi, quindi cerco di tenere comunque sempre nell'ambito della derivazione popolare un repertorio che abbracci un po' tutta l'Italia. Ecco, cerco di non eseguire per scelta, anche se ogni tanto ci scappa uno, brani stranieri. Okay. Ma questa è una scelta mia, perché voglio valorizzare un po' la produzione italiana. Per quanto riguarda gli alter ego, invece, la situazione è un po' difficile, è un po', no, non difficile, diversa, nel senso che quando ci siamo messi a cominciare a provare a mettere i primi suoni, abbiamo subito scelto un paio di arrangiamenti dei King Singers, tanto per fare le cose semplici, e poi una volta capito che abbiamo un range vocale che va dal mi dei soprani fino al re bemolle dei bassi, pur essendo tutti maschi, e abbiamo cominciato a pretendere un po', soprattutto in questi ultimi anni, e quindi a farci cucire addosso dei brani, pur non disdegnando comunque i brani di chi è più bravo di noi, quindi Ciro per quanto riguarda l'Italia, ma anche gli Amici, Alti e Bassi e comunque altri gruppi vocali italiani, per poi comunque toccare anche sempre King Singers, Swingles, Take Six, questi gruppi un po', questi mostri sacri. E quindi per questi due lavori che abbiamo pubblicato ci siamo affidati a mani amiche di compositori, in questo caso devo dire molto campanilisticamente trentini, perché nel primo nostro album abbiamo raccolto un po' i pezzi che ci piacevano, e quindi abbiamo King Singers, abbiamo Mario Lanaro, abbiamo un panorama di lavori molto vario. Il secondo che abbiamo appena pubblicato è una monografia di pezzi di beat italiano degli anni 60 che ci siamo fatti arrangiare tutti da Nikos Betti, che tra l'altro ho visto un suo commento che girava e lo saluto. E poi adesso, per il lavoro che stiamo facendo adesso, ci stiamo affidando alle mani di Armando Franceschini, che è un altro grandissimo musicista, compositore trentino, nonché ex direttore anche del conservatorio. Quindi diciamo che noi qua, è vero, quando ci dicono che siamo orsi, forse orsi non lo siamo, però campanilisti in Trentino un pochino ci piace. Hanno preso l'orso, Hanno preso oggi. Sì. Ha finito di fare danni. Che era 1 anno e mezzo che girava per le campagne. Era più latitante lui di certi delinquenti. E quindi chiedo a Ciro e ad Alessandro, che hanno parlato proprio di questa cosa, nella parte compositiva, quando scrivete per il vostro gruppo, perché viene spontaneo scrivere l'arrangiamento per il proprio gruppo in questo caso rispetto, diciamo, ad altri ambiti musicali? Ciro, posso parlare per esperienza diretta. Diciamo, dipende un po' da due fattori: che non c'è molta letteratura, o perlomeno non ce n'era quando abbiamo cominciato,
E poi fondamentalmente, perché credo che sia la cosa che mi piace di più, quella di fare, cioè diciamo di creare queste versioni, cercando sempre delle chiavi nuove e soprattutto scegliendo brani che in qualche modo possono essere valorizzati, evitando lo scimmiottamento, diciamo, della musica pop, che è una cosa che purtroppo spesso capita, ma non dovrebbe. Quindi fondamentalmente è stato il desiderio di svolgere l'attività che mi piace di più, ed è quella di arrangiare, cosa che ho fatto insieme a mio fratello Diego all'interno dei Neri per Caso, che continuo a fare sempre per il coro del quale mi occupo, il coro pop di Salerno, che praticamente esegue solo arrangiamenti miei, ma non è che glielo imposto io, diciamo che è andata così. Fatta eccezione per l'unica cosa che seguiamo, che non è arrangiata da me, è di Pietro Poli. In occasione vinsi il premio, cioè Pietro Poli, l'anno scorso, e lì abbiamo preparato una fantastica versione del Marinariello, una canzone tradizionale napoletana, partenopea. Per cui si tratta semplicemente di passione, è per questo che io scrivo gli arrangiamenti. Grazie. E prima di passare ad Alessandro, ti chiedo, dato che Federico ha parlato di professionisti e amatori, tu hai un gruppo professionale che sono i Neri per Caso, ma che è un gruppo che credo che rappresenti anche una bellissima esperienza d'amicizia tra ragazzi che sono cresciuti assieme, e poi hai un gruppo che è il Coro Pop di Salerno, che credo che, pur crescendo sempre di più dal punto di vista anche professionale, rappresenti un'esperienza amatoriale a tutti gli effetti. Che trovi delle differenze, oppure Neri per Caso sono un gruppo professionale sui generis perché ha dei legami di amicizia che sono partiti prima che diventasse professionale? Una cosa che ho subito notato è che c'è sempre da imparare anche soprattutto dagli appassionati dilettanti, cioè continuano a insegnarmi diciamo il privilegio di fare musica, la passione che loro mettono in ogni cosa che fanno. Insegna e continua a insegnare a tutti i professionisti che hanno a che fare con loro, cioè qual è il modo di stare sul palcoscenico, al di là delle specifiche competenze, ma proprio la consapevolezza che si sta facendo qualcosa di straordinario, e il professionista a volte perde un po' di vista questo lato, e quindi in questo loro mi insegnano grandi cose. Okay, passiamo ad Alessandro, che ha detto prima che lui esegue con i suoi due cori quasi esclusivamente musica sua, ma anche perché credo tu faccia una ricerca di un nuovo repertorio, cioè stai proponendo anche un nuovo repertorio di musica, diciamo, di tradizione sarda. Allora, io faccio diciamo che distingo in due blocchi enormi tra le cose che ho scritto, che sono la coralità di ispirazione popolare, che è quella che poi è riferibile a una zona geografica che nel caso mio è Nuoro e la Barbagia, ma più in generale tutta la Sardegna, e poi la musica d'autore, cioè brani che sono vere e proprie composizioni, così come tante ne vengono scritte in Italia. Sì, c'è questo tentativo, muovendosi all'interno di un genere musicale che è molto particolare. Tu parlavi prima di vocalità, sicuramente una delle caratteristiche della nostra coralità è proprio la vocalità, quella di avere una vocalità non basata sui falsetti, per esempio, ma su una voce piena, con dei solisti molto importanti. Quindi è chiaro che la scrittura risente anche di tutte queste caratteristiche. Se tu hai un coro che vocalmente ha determinate caratteristiche, ti permette anche di scrivere determinate cose che poi sai che questo coro è in grado di cantare, anche parti per solisti. Questa è un po' la caratteristica della nostra coralità, che diventa un po' la musica quasi di un continente, no? Un po' come la Sardegna. La Sardegna fa un po' storia a sé, proprio perché sembra un continente, sia dal punto di vista geografico, si passa dal mare caraibico agli Appennini, no? Col Supramonte che richiama molto gli Appennini, e un po' tutte queste diverse sfaccettature poi
sono dentro le canzoni, finiscono nelle canzoni, no? Mi chiedo, nel tuo percorso c'è un tentativo di imitazione della tradizione oppure la volontà invece di andare a ricercare nuove strade, pur mantenendo questo collegamento con la tradizione? Diciamo che ci sono tutte e due le cose, c'è il rievocare la tradizione e rimettere dentro questi nuovi brani la tradizione, ma sicuramente la ricerca di una nuova strada. Non è che tutte le persone che scrivono in Sardegna fanno questo percorso, ci sono anche in Sardegna i tradizionalisti, ci sono quelli che invece osano un po' di più. Sicuramente io sono tra quelli che hanno osato un pochettino di più, ecco, presentando questo repertorio nuovo. E i tuoi coristi hanno avuto una qualche ostilità all'inizio quando hai proposto un modo un po' diverso, testi differenti, argomenti nuovi, oppure hanno preso questa iniziativa di rinnovamento anche del repertorio come una strada che volevano anche loro percorrere? Allora, diciamo che all'inizio c'è stata molta diffidenza, anche un po' di ostilità, ma devo dire che sono fidati. Poi, per mia fortuna, devo dire, sono arrivati i risultati, insomma, è arrivato il consenso. Considerate una cosa, che in Sardegna c'è una tradizione, che è una tradizione che ha posto la città di Nuoro dalle origini della coralità, e che il direttore di coro deve essere anche il compositore, cioè colui che deve scrivere i brani. Questa è una di quelle caratteristiche che decreta la fortuna del coro, o anche la sfortuna, ovviamente, no? Perché se non sai scrivere, tu come corista sei costretto a cantare comunque le canzoni che il tuo direttore ti propone. Perché c'è questa tradizione? Perché inizialmente i direttori dei cori nuoresi, che sono quelli che hanno iniziato, erano delle persone che avevano il talento della scrittura. Gli altri cori nati a imitazione hanno preso quasi come una regola, è diventata una regola, secondo me in maniera errata, per cui in Sardegna abbiamo più o meno 160 cori maschili. Ecco, su questi 160 cori maschili vuol dire che ci sono 80-90 persone che scrivono musica, che per quanto possa essere musica di ispirazione popolare o musica di serie B, comunque devi essere in grado di conoscere almeno gli elementi fondamentali della composizione. Quindi Certo. potete capire che infatti la federazione sarda, la Fersacco, si sta preoccupando di fare dei corsi di composizione proprio per venire incontro anche a questa mancanza formativa, insomma, cercare di aiutare le persone che vogliono formarsi a livello compositivo. Ti ringrazio e prima di passare a Elide, perché ha un'esperienza tutta personale rispetto al come lavora lei sulle melodie, sulle tradizioni, volevo ritornare un attimo prima di passare a Elide su Mario Lanaro, perché Mario ha un'esperienza di direttore che ha avuto anche una diciamo, esperienza dal vivo con cori che cantavano il repertorio popolare, ma poi è anche un compositore che per le sue capacità compositive, per la sua curiosità anche, quindi per capacità e curiosità, ha scritto di tutto. Non so se hai fatto arrangiamenti anche di brani sardi, Mario, però diciamo che nei tuoi medley sicuramente ci sarà stato anche qualcosa di questo tipo. E mi piacerebbe capire com'è l'approccio anche del compositore classico, del compositore attento, che ha fatto percorso compositivo forte, che ha insegnato in conservatorio, rispetto al materiale popolare, al materiale etnico, popolare, o anche alle melodie di ambito pop. Come ti poni di fronte a una partitura? Pensi per chi la scrivi, oppure pensi prima al rapporto con la partitura stessa, con la melodia, col testo? Spero di risponderti, nel senso che sono uscite talmente tante belle cose importanti che meriterebbero vari spunti. Uno spunto di Federico, tornare al repertorio italiano. Per me sarebbe importante comporre per quei cori scolastici che fortunatamente stanno nascendo sempre più, che sono formati però da soprani e contralti, e bisogna accontentarci di un'unica sezione maschile, perché su 10 coristi 6-7 sono donne, solo 3-4 sono uomini. Quindi favorire questo tipo di repertorio per il coro giovanile.
e poi una volta Certo. tanto smetterla di cantare o Happy Days o l'Alleluia di Cohen e cantare italiano, perché ne abbiamo tantissimo repertorio, dal popolare o folcloristico a anche alcuni brani, non tutti, come diceva giustamente Ciro, tratti dalla nostra pozzo della musica cosiddetta leggera, anche se nel momento in cui io prendo un tema che un Renato Zero mi canta per 3 serate e 3 serate me lo canta sicuramente diverso, ahimè tutta questa improvvisazione non la posso poi permettere alla sezione, perché devo uniformare, e questo è un po' il limite alle volte, sia quando noi riprendiamo una melodia popolare che proviene dal canto di tradizione orale, e che la devo, ahimè, alle volte anche pulire, tra virgolette, da tutti questi melismi di una certa oralità. Ahimè, lo devo fare, cioè in virtù di una fusione della sezione devo purtroppo rinunciare all'estemporaneità del momento. Ma scusami se vado per flash, quindi il pop italiano. No, niente. Poi 2 bellissime esperienze che ho fatto in conservatorio. Una 2 anni fa è stata la ripresa del canto della devozione popolare. Con i miei allievi del coro da camera abbiamo preso in considerazione i canti tipo Mira il tuo popolo, tutte le canzoni dedicate al culto mariano, che venivano cantate dalle nostre nonne, da noi, qualche volta si cantano ancora, e ho visto quello che è stato molto bello, la reazione molto molto importante e estremamente interessata da parte degli allievi. È capitato questo sia per la devozione popolare, quindi queste melodie, e poi anche quando abbiamo nel centenario della prima guerra ho preso 4 temi importanti, Monti Scarpazzi, Non ti ricordi, appunto, Il testamento del capitano, e li ho ripercorsi con quelle che io chiamo riletture, cioè ho dato al pianoforte il compito di creare una nuova lavagna dove scrivere nuovamente il pezzo. Questo apre discussioni, c'è chi è d'accordo, chi non lo è. Del resto, quando la SAT ha registrato con Haydn, metà si sono stracciati le vesti, altra metà invece ha detto che belle cose. Per parlare di grandi menti illuminate, a me ha sempre fatto pensare il Benedetti Michelangeli, grandissimo pianista, che si prende il lusso di prendere questi temi e di armonizzarli in maniera mirabile, perché sono dei piccoli regali, sono fantastici. Non lo so se ti ho risposto, scusami Lorenzo, ma hai risposto e hai anche aperto. Hai risposto e hai anche aperto un'ulteriore riflessione, che è quella che riguarda le fazioni che si creano nei mondi musicali. Io devo dire che le cose che ho sentito più dure tra cori, le ho sentite proprio dette o nel mondo del canto popolare o canto etnico, perché si sono create delle fratture a volte tremende di come si deve cantare quel canto, di come quanto far durare quella nona o quella nota, se respirare, oppure sul canto gregoriano. E la cosa è interessante perché comunque fanno riferimento entrambe a un'idea comunque di originale e diciamo di ancestrale del canto, perché uno fa riferimento al popolare, quindi a qualcosa che arriva non da noi, non da un autore, e il canto gregoriano idem. È interessante quello che dici, perché rinnovare quello che ad esempio ha fatto Alessandro con il suo repertorio in Sardegna, e quello che hai fatto tu come compositore non è semplice, perché vuol dire intervenire su una tradizione che a volte è un po' ingessata. E per questo ora passo la parola a Elide, perché il percorso di Elide credo che parta da un percorso formativo scientifico e si sviluppa poi nella parte pratica, portando avanti la parte proprio scientifica anche dell'esecuzione, cioè tu cerchi di realizzare la musica popolare come in qualche maniera si può immaginare che potrebbe essere veramente in realtà, cioè anche con un po' di improvvisazione, anche con un po'... Allora, il mio obiettivo, diciamo, quello che cerco di portare avanti col coro che dirigo, il coro Fartan di Marzabotto, è proprio questo.
nell'ottica proprio del fatto che non sono una compositrice e quello che interessa a me di una rilettura, di una rielaborazione della musica tradizionale è far sì che rimanga una traccia di qualcosa che possa riportare non alla fonte originale, perché non esiste la fonte. Ciò che arriva a noi delle melodie tradizionali è spesso il filtrato di secoli che hanno portato quella melodia in quella o in quell'altra versione. Quindi io parto da una fascinazione personale, evidentemente, per una melodia, per un suono, anche per una singola esecuzione di un cantore. E da questo chiaramente c'è sempre dietro un qualcosa di rituale, perché ricordiamoci che tutto ciò che ha a che fare con la musica, con il repertorio di tradizione, se è arrivato a noi dopo secoli, vuol dire che c'era un portato simbolico rituale molto forte, molto pregnante e quindi come dire, un valore in sé che in qualche maniera può passare. Personalmente io sono molto affascinata da tutti gli elementi rituali. Ad esempio, uno dei filoni che col mio coro cerco di portare avanti, che sono tutte, come dire, io cerco noi esibiamo sostanzialmente un repertorio abbastanza di nicchia, non perché ce la tiriamo assolutamente, ma perché cerco proprio di trovare melodie, contesti musicali, anche lingue, del tutto ineseguite in ambito corale. Noi cantiamo in arbresce, in grecanico, anche in etrusco. Questa, vabbè, è una mia composizione in etrusco, visto che il coro è di Marzabotto. E quindi proprio una nicchia abbastanza inesplorata in cui cerco di riportare nella pratica appunto concertistica soprattutto l'aspetto sonoro, ma anche fisico. Nel senso che non dimentichiamo che qualsiasi melodia tradizionale, qualsiasi brano tradizionale era, cioè voglio dire, l'idea di coro fermo che canta, ve le immaginate nel campo, la mondina, i tonnari, quelli che andavano a cavare la pietra, non esiste. Il canto era eseguito sia che fosse un canto di lavoro, sia che fosse un canto devozionale, perché tutta la fisicità estrema pensiamo alla Settimana Santa, che da poco è passata e per la prima volta è stata virtuale in tanti aspetti. Per inciso, c'è una pagina Facebook straordinaria, Riti e Suoni della Settimana Santa, dove Antonella Talamonti, una musicista della Scuola di Musica Popolare del Testaccio, in collegamento con Giovanna Marini, hanno raccolto, si sono fatti inviare video da tutta Italia, quindi uno può anche andare a sbirciare. Per tornare a me, al percorso che interessa a me, anche quando si canta un testo, bisogna tornare a quello che era, a quello che quel testo ci rappresenta. Molto spesso noi sappiamo che dal Medioevo in poi si è scollata, tranne il teatro musicale che ha ripreso naturalmente, ma si è abbastanza scollato il fatto che il portato musicale sia un portato di testo e quindi sia importante, come nell'opera, portare, cioè il corpo è un portavoce. Questo chiaramente al di là di scimmiottamenti così, come dire, cosmetici o di maniera. Ma io mi accorgo, e ai miei coristi rompo sempre le scatole, che quando loro nel cantare, voglio dire, non dico niente di straordinario, ma farlo fare è già cambia il suono. Quando tu fai cantare una frase che ha un certo significato con un movimento che accompagna, già la frase esce diversa, esce più vera. Per tornare al discorso di alto e basso, che ormai dai, parliamoci chiaramente, non si può più dire musica di serie A, di serie B, insomma, siamo per fortuna abbastanza avanti a questo discorso. La musica è, io credo, c'è la musica che porta una verità o che cerca di avvicinarsi a una verità che non tanto rispetto a una fonte, questo sarebbe impossibile, ma credo rispetto a un obiettivo. Vorrei portare questa cosa, vorrei portare questa melodia, vorrei far sentire questo tipo di verità. Nel mio caso, appunto, le mie sono rielaborazioni, ovvero rispetto ad alcune fonti che mi sono particolarmente, che mi hanno colpito, cerco di toccare poco, oppure magari metto anche chiaramente del mio, ma cercando di rimanere dentro degli ambiti di, diciamo, senza, tra virgolette, senza voler portare, ecco, un tipo di scrittura colta che, a mio avviso, nei brani che eseguiamo non sarebbe adatta, ecco, diciamo che sarebbe poco opportuna.
Sì, ho capito. E quindi diciamo che tu lavori su una partitura scritta comunque, oppure quindi fai un lavoro compositivo un po' come fanno Alessandro, Ciro, Mario, oppure il tuo lavoro è su una traccia, poi la costruzione della performance viene fatta assieme? Questa è una domanda molto interessante. I miei coristi secondo me stanno ridendo in questo momento, perché sicuramente c'è ovviamente c'è un qualcosa di scritto, che spesso e volentieri però si modifica anche a seconda delle esigenze. Faccio per un piccolo esempio, abbiamo partecipato nell'autunno scorso al concorso sul Lago Maggiore, dove quando mi sono iscritta non mi ero accorta che c'era come vincolo il fatto di eseguire tutto a cappella. Aiuto, perché in realtà io pensavo di portare dei brani con gli strumenti che spesso suonano con noi. Quindi abbiamo stravolto tutto in pochissimo tempo per l'occasione. Diciamo che di fondo a me piace lasciare una certa libertà interpretativa, nel senso che se ovviamente le parti più strettamente corali le scrivo chiaramente, ma la parte del solista, la parte dei solisti o anche delle micro variazioni che emergono a volte spontaneamente, perché lo sappiamo, a volte come musicisti, cioè spesso con i cantori amatoriali, che fai fatica magari a insegnargli le cose come vorresti tu, però magari ne esce una molto bella e dici, ah, interessante, aspetta bene che lo facciamo. Quindi questo percorso co-compositivo è una co-creazione in qualche maniera, chiaramente guidata o comunque indirizzata da me, però dove l'elemento della scoperta in fieri io trovo che sia molto importante, che è poi la stessa modalità e la stessa dinamica che esiste naturalmente nel mondo di tradizione orale. C'era sempre il cantore principale che partiva, che intonava, quello che era riconosciuto faccio un esempio, se uno va al sud, anche adesso, vai nel paesino sperduto e chiedi anche al bambino di 10 anni, scusa, ma chi è il più bravo a cantare? Te lo sanno dire tutti, perché il cantore, i più bravi, che sono spesso i più anziani adesso, sono, come dire, ufficialmente riconosciuti dalla comunità e di conseguenza sono quelli che hanno la modalità principale e gli altri si assestano. E naturalmente ogni cantore ha la sua modalità, appunto, come ben sappiamo, e anche la modalità cambia nel tempo. Di conseguenza il fatto che ci siano delle variazioni in corso a me sembra, come dire, un fatto interessante, un fatto che a me piace. E io certo, Ti ringrazio. Ti ringrazio perché questo apre un ulteriore, ora il tempo sta scorrendo, non potremo affrontare tutte le cose, ma questo apre una ulteriore interessantissima questione, che è il rapporto tra le partiture che sono in evoluzione e quindi che hanno diciamo, un rapporto con l'originale nell'arrangiamento o nella composizione, che abbiano comunque una possibile variante durante la performance, non solo improvvisativa, ma magari anche durante le prove, e invece con le partiture che sono statiche e che devi prendere così, cioè non ti puoi permettere di cambiare nulla se anche ti piace, anche se poi sappiamo che ad esempio nel Rinascimento e anche nel Barocco le fioriture erano improvvisate e i cantori lavoravano molto più di improvvisazione rispetto a quanto noi facciamo adesso. Però mi chiedo se ad esempio Federico Bonato hai chiesto mai le opere che fai col tuo coro popolare probabilmente sono partiture che sono scritte e i compositori ormai le hanno pubblicate, non puoi cambiare nulla, ma chi arrangia per te, ad esempio Nikos Betti o Mario Lonaro o Armando Franceschini, capita di chiedere di cambiare qualcosa perché il taglio di quest'opera dovrebbe essere leggermente diverso? Cioè avete in mente leggermente diverso? Sì, devo dire che allora per quanto riguarda il coro Torrefranca, che è il mio coro attuale che sto dirigendo, cerco sempre di attenermi alla partitura originale, perché comunque sono dell'idea che se uno scrive una cosa è perché la sente in quel modo. Poi ogni tanto, cos'hai, magari un falsettino o qualcosa ci scappa, qualcosa di particolare, ma è tollerato. Però a livello timbrico. A livello timbrico, sì. A livello di colore, sì. Sì, sì. Per quanto riguarda gli alter ego invece mi viene da ridere, perché continuiamo a dire che noi abbiamo degli arrangiatori dentro il gruppo, però il confronto con l'arrangiatore, che generalmente
intrattengo io, porta comunque a dei confronti. Con Nikos ci siamo confrontati molto su estensioni vocali, su note irraggiungibili che ci aveva proposto, che poi secondo lui non erano tanto irraggiungibili, e forse dopo una serie di prove e riprove aveva ragione lui. E con Armando in questi giorni mi sto sentendo, perché stiamo creando da zero questo nuovo progetto. Chiaramente quando mi confronto con gente che sa quello che fa, nel senso che come Nikos, Mario, Armando, ho sempre un certo timore, però mi viene in mente questo aneddoto che l'altro giorno Armando mi ha mandato un arrangiamento nuovo della Gatta di Gino Paoli, e secondo me il ritmo era un po' diverso di come aveva scritto lui. Mi sono permesso di rispondergli e lui molto gentilmente, onestamente, dopo un confronto epistolare, ha rivisto un attimo quei due pezzetti che dicevo io di correggere. Quindi è vero che va rispettato l'arrangiatore, il compositore. È vero comunque che Mario, che è qui presente, parliamo di lui, è una persona con la quale puoi alzare la cornetta e dirgli: Mario, secondo me questo finale per il mio coro non funziona, posso permettermi, mi suggerisci come cambiarlo? E la disponibilità in genere è massima, se proprio dopo non andiamo a svegliare. Passo proprio a Mario per chiedergli. Passo proprio a Mario per chiedergli questo, dato che sei un compositore che scrive anche repertorio, diciamo, chiamiamolo per performance come concorsi o altre performance. Io ho in mente ad esempio i brani che hai scritto per il Coro Novecento di Maurizio Sacquegna. È differente il tuo tipo di atteggiamento nella partitura, quando esce la partitura per un coro, chiamiamolo classico, è stabile perché certe regole hanno portato a certe scelte verso una direzione e non è variabile, e invece l'arrangiamento può essere cucito di più addosso al coro, oppure diciamo è una cosa che fai in entrambi i casi, quella di ricucire, riprendere in mano il pezzo e ritoccarlo? Mi è capitato di lavorare proprio pensando al committente, quindi chiedo al coro di mandarmi delle registrazioni, mi confronto prima col direttore per capire come soddisfare, magari stimolare il direttore e il coro a proseguire il cammino, ma certamente non posso proporre un certo linguaggio a un coro che non è in grado di sostenerlo, quindi ci può essere un momento proprio di confronto e di costruire il brano, oppure a priori, a seconda, anche pensando di avere il brano che magari resta nel cassetto. A me piace molto il concetto di raccontare sia quando parlo di un'antica ballata o di un personaggio particolare, che quando prendo in esame un mottetto eucaristico, cioè la parola deve trovare la sua amplificazione con la musica. Ci possono essere degli atteggiamenti diversi. Qui mi ricollego all'inizio, quando dicevo appunto che la confusione su questo brutto discorso della A o B, della serie A o B, nasce appunto perché c'è una maniera diversa di utilizzare il prodotto e di presentarlo al pubblico. Ma io credo di conservare sia nell'uno che nell'altro caso un rispetto a una scrittura, diremmo così, accademica, quindi una scrittura che tenga conto del contrappunto, di come un tema deve sapersi muovere, cercando non tanto l'armonia omoritmica, ma meglio se ogni voce ha anche la possibilità di farsi sentire, quindi un gioco contrappuntistico. E credo che alle volte mi sono trovato a usare esattamente lo stesso impegno e la stessa difficoltà anche poi a trovare la giusta strada, nel momento in cui dovevo musicare lo Sacrum Convivium oppure un testo, come ripeto, della Valdossola o altro, insomma. Quindi non è una costruzione a priori. Se si costruisce sul coro si pensa alle difficoltà, alle possibili potenzialità del coro. Quando lavoro cerco proprio di esprimere e fare in modo che la musica diventi una piccola azione scenica, anche se il coro sta fermo, in realtà è in scena, e quindi dare al coro la possibilità di raccontare. Bella questa cosa, molto, molto interessante. E una domanda che faccio ad Alessandro, collegandomi a quello che ha detto ora Mario, è il rapporto con il testo, dato che
stai riscrivendo un po' il repertorio, il rapporto con chi scrive i testi, con chi in qualche maniera ti dà delle immagini nuove, perché non credo che tu arrangi soltanto melodie preesistenti, anzi sono quasi tutte ormai originali anche nell'aspetto melodico e armonico. Quindi diventano composizioni originali, canzoni d'autore le tue. Il rapporto con chi scrive il testo, come si sviluppa, a questo punto diventa un atto proprio di creativo completo, anche nel rapporto che hai con la persona che scrive i testi. Non so se sei tu o se anche con altre persone. Allora, io ho scritto diversi testi dei brani che ho composto, ma per esigenza, nel senso che mi mancava il testo su quel tipo di argomento e mi sono dovuto cimentare io. In Sardegna esiste una grandissima letteratura di poeti del passato, abbiamo testi che vanno dalla fine del 1700 fino a oggi. Quindi generalmente andiamo a prendere dei testi di questi autori in Sardegna molto conosciuti, grandissimi poeti, e mettiamo in musica questi. Non c'è la situazione difficile, anche se mi è capitato di collaborare con dei grandi poeti. Mi ricordo Annuro Francisco Nusata, per esempio, un grandissimo poeta che è morto nel 2001. Altrimenti si prendono testi vecchi. Ma è difficile trovare una situazione da testo e musica, da collaborazione, un po' come succede anche nel pop, no? Che si parte prima magari dalla parte musicale e poi si costruisce il testo sopra. Ho sempre musicato poesie prese dalla letteratura sarda. I testi che a volte ho costruito li ho costruiti su delle musiche che non riuscivano a trovare un testo adatto, quindi ho dovuto io scrivere il testo. Queste sono le operazioni, insomma, che ho portato avanti. Ti ringrazio. E invece un'esperienza che abbiamo fatto assieme, devo dire, abbiamo avuto questa esperienza assieme con Elide, con Mario e con Ciro, è stato il Festival di Primavera, e mi ricordo che a un Festival di Primavera, quando abbiamo con Ciro parlato dei suoi arrangiamenti, va di moda in questi cori scolastici, tutti straordinari e di grandissima qualità, diretti da persone molto brave e volenterose. Va di moda il beatboxer, e qualcuno gli ha chiesto: ma perché lei, maestro, non ci mette mai la batteria vocale? E mi ricordo, Ciro, che la domanda è proprio questa: le mode quanto toccano anche il mondo del pop e dell'arrangiamento? Cioè, tu hai cercato, dicevi in questo incontro, quando ci siamo visti a Montecatini, che volevi comunque stare fuori dalla moda che c'era già all'epoca, delle voci artefatte, delle voci che fanno la batteria, perché dice: se c'è la batteria ce la metto. Raccontaci un po' com'è il tuo atteggiamento con quello che va di moda. Rispetto al beatbox, sì, ho questa mia visione. Può essere un gioco, effettivamente, però proprio il ruolo del batterista vocale non riesco a concepirlo, a meno che non ci sia un lavoro di ricerca e ci sia tutto un discorso basato sul respiro, o su comunque tutta una serie di suoni che non potrebbero mai essere fatti da una batteria. Tutto ciò che viene fatto meglio dagli strumenti, per me non ha motivo d'essere in una elaborazione. Per cui questo è il mio modo di vedere la cosa, così come l'alterazione, diciamo, del suono. Una cosa che però volevo mettere in evidenza, proprio rispetto alle esperienze del Festival di Primavera, come la Piazza Incantata, dove comunque ho avuto modo di divertirmi con 13.000 coristi, tutti giovani, la maggior parte giovani, quindi sì, è stata una bella esperienza. Quello che volevo dire è che la musica popolare ha una marcia in più per quello che riguarda il fatto di sensibilizzare alla musica corale persone i cui gusti sono troppo lontani da Monteverdi e da Palestrina, mentre il punto d'arrivo dovrebbe essere proprio quello, cioè riuscire in qualche modo a catturare la loro attenzione. Se si trovassero
oggi alcuni ragazzi di 14-15 anni di fronte a un'esecuzione di un madrigale, probabilmente la reazione sarebbe rimettersi le cuffiette e andarsene, cioè. Ma se invece li si fa avvicinare al mondo corale attraverso un'esperienza che li coinvolge, facendo leva su quelli che sono i loro gusti, li si porta in una direzione che noi sappiamo essere un linguaggio meraviglioso, e quindi la musica leggera, la musica popolare è anche uno strumento per poter creare le nuove leve della musica corale del futuro. Quindi sottolinei nuovamente l'importanza sia dell'arrangiamento, quindi del compositore che sta dietro, che pensa l'opera, che anche la mano del direttore che poi concerta questa cosa, perché chiaramente se il compositore ha una capacità, io mi ricordo Alessandro Cadario qualche anno fa raccontava che provava a inserire dentro questi suoi arrangiamenti il canone, l'imitazione, delle forme musicali classiche, perché in qualche maniera li usava anche con finalità didattiche rispetto ai propri cori. Alessandro e poi ha sempre fatto ricorso al contrappunto, diciamo, nelle sue elaborazioni. E poi anche anche l'importanza di un direttore che sappia dare un'indicazione anche vocale e di atteggiamento, perché poi stare in coro è anche un atteggiamento, come diceva all'inizio Mario, a come si sta a ascoltare, perché il coro, diceva lui all'inizio, non esiste il coro popolare, perché se esiste un coro stai in ascolto e quindi impari ad ascoltare, e la coralità è crescere dentro. È una cosa straordinaria che ci insegna proprio questo mondo. A volte ce ne dimentichiamo, però è un mondo che soffre in questo periodo, però che ci ha insegnato e può ancora insegnare molto. Io, prima di fare un ultimo giro, perché abbiamo sforato l'ora e quindi dobbiamo staccare, vorrei dare una risposta. C'era una domanda prima che non ho pubblicato di Matteo Valbusa, che chiedeva come ci si comporta con i diritti d'autore, perché ci sono delle problematiche abbastanza importanti sui diritti, sulle musiche tutelate, non tanto sul canto popolare, ma quanto sulle musiche tutelate. Diciamo che per l'esecutore alla fine non è un grosso problema. L'esecutore che trova il pezzo pubblicato lo prende, lo esegue e non si deve porre molto il problema di questo. Il compositore che arrangia, chiaramente nel momento in cui arrangi l'opera di qualcun altro, se ci vuoi ricavare un introito, devi fare dei passaggi che sono i passaggi normali che si fanno quando si va a contattare chi detiene i diritti di quella melodia o di quel testo. Quindi per riuscire a farne, diciamo, un business devi avere un certo nome anche come arrangiatore e far vedere alle persone che detengono i diritti che non vai a rovinare il pezzo, che non lo vai, che le percentuali anche di guadagno saranno eque, perché chiaramente tu usi anche il nome, che so, lavori su un pezzo dei Queen, se prendi il 50%, chiaramente chi detiene i diritti dice: caro mio, tu non li prendi per l'arrangiamento, ma li prendi perché stai facendo il testo e ti stai giocando su tutta la fama che hanno i Queen. E quindi il percorso è un percorso di accredito in SIAE, di contatti con chi detiene i diritti, di accordi con chi detiene i diritti. A volte non te li danno, a volte sì, e una buona parte non si prendono i diritti, nel senso che, faccio l'esempio mio, il lavoro che ho fatto su De André, che è la buona novella, io non ho mai depositato il lavoro come opera per la quale ricevo dei diritti. I diritti, diciamo che se li tiene De André, la fondazione, chi li sta prendendo, e a me, diciamo, è piaciuto e è andato bene di poter lavorare così. Certo, se facessi solo l'arrangiatore, cioè se lavorassi solo di questo, credo che dovrei anche affrontare il tema di come vivere di questo, perché poi l'arrangiamento, come diceva Mario, non è un lavoro tanto più semplice di una composizione originale, anzi a volte è molto più complesso.
quindi non so se sono stato esauriente, però il tema dei diritti d'autore nei rapporti tra coro e musica leggera non è molto semplice, ma si può affrontare. Io ringrazio questi grandissimi ospiti, spero che questa ora e un quarto sia stata interessante, come credo che lo dimostrino le oltre 120 persone che in maniera fissa ci hanno ascoltato. Molti altri ci ascolteranno nei prossimi giorni, perché poi questo video viene ripostato sul sito Coro Online e sulla pagina Facebook di Coro Online. Credo che il taglio anche bello vostro e che porta avanti la grande qualità italiana di questo momento è proprio anche il fatto che tutto questo, questa vostra qualità, la state portando avanti dando voi stessi per le persone, dando voi stessi per il miglioramento della qualità e della arte e della cultura italiana, quindi è una cosa straordinaria. Vi ringrazio tutti, ringrazio Federico Bonato, ringrazio Alessandro Cazzi, Ciro Caravano, Elide Mecchioni e Mario Lanaro. Non so se qualcuno vuol dire un'ultima battuta e poi stacchiamo. Se qualcuno di voi vuol dire qualcosa oppure un saluto. Viva la musica! Viva Mario. Non ho sentito. Lorenzo, non avevo sentito mai. No, ricordo che ti ho mandato un paio di link, se volevi metterli a disposizione. Certamente, li metteremo li metto a disposizione appena termina, sia quello che hai mandato tu che quello che ha mandato anche Elide, e così diciamo che potremo vedere un po' tutti altri video, altre cose che avete collegato a questo incontro. La settimana prossima il tema sarà la musica contemporanea, e quindi continueremo con un repertorio, diciamo, diverso sulla musica contemporanea, intendo la musica sacra contemporanea in particolare. Forse parleremo anche di ambito liturgico, perché è un tema fortissimo quello della nuova musica liturgica, perché è un tema molto complesso. Grazie ancora e a presto. Auguri a tutti. Grazie. Ciao a tutti, buona musica. Ciao. Voi potete restare, perché ora abbiamo un attimo